è partorito gemelli, femmine, no? E ha avuto certi problemi che allora il professore mi ha chiamato io la vela in Nadal e mi ha chiamato in bando e mi ha detto così e così, e se no mi ha fatto la croce, pace all'anima sua. Dopo si è arrivato su, si è andato in Gligia, in Piazza Stiandellas, e dopo è detto voi in Lucao, no? Io ero che da Ludario, venivo su da Rigolato, da Villa Santina, da San Stiefen, e si univa tutti e dopo lavavo tutti insieme, capisci? A chi lavavo su perché che da Ludario e da Rigolato avevo fatto un voto. E dopo che hanno fatto il voto e hanno tenuto, venivo sempre che un anno ero in 300 di loro. Mi contavo Menoni, ci riguarda questo di Menoni. Dopo che l'altro motivo, lì dal filoris, che aveva la peritonite, operato, e il professore mi ha detto, noi vi faccio che un po' ruta, e le vedere se va bene o se va male. E allora anche io gli ho detto, mi ci sono andata e Madonna e così portare fuori anche che. Mio padre, ad esempio, che era un uomo che da fuori lo sa, che aveva i pesci, che aveva torciueteante via dal paese, e aveva fatto un voto e Madonna di Lucao, lui sa bene che non è che era tanto di grigio, perché era appunto un PSI, un socialista lui, e che se comunque non è mai stato contro la grigio, e cioè con che scarponons lui fino a 70 anni è stato sempre in Lucao. Forni a Voltri, un paese situato a 900 metri di quota nella valle più settentrionale della Carnia, al confine con l'Austria. Verso est, a pochi chilometri, s'appada il Cadore. A nord la valle di Fleons, dalla quale scende, tra salti e rapide, l'acqua cristallina del torrente Degano. Il paese, con poco più di 700 abitanti, ha saputo conservare ancora molte peculiarità delle tradizioni e della cultura carnica. Ma c'è un evento che questa comunità attende e vive ogni anno, con particolare attaccamento e interesse. È la notte di San Pietro e Paolo, a fine giugno, quando il paese si anima per dar vita ad un rito che ha profonde radici nel tempo passato. Sono le 3 di notte ed uno strano via vai di gente, venuta anche da altri paesi della Carnia e del Friuli, anima la chiesa e la piazza antistante. È la partenza del pellegrinaggio al santuario di Maria Lucao, in Carinzia. Un percorso di 25 chilometri, quasi 8 ore di marcia attraverso sentieri montani, un tempo normali vie di collegamento e di scambio commerciale con i paesi d'Oltralpe. Una breve cerimonia, la benedizione del parroco sul pellegrinaggio che sta per iniziare, e poi via, al suono delle campane. Oggi, per guadagnare un po' di tempo, si va in macchina fino alla vicina cava di marmo a Pierabek. Poi, zaino in spalla, e su, ancora al buio, lungo la valle di Fleons, verso l'Austria. Secondo questo documento di Domenico Penzo, il pellegrinaggio è nato dal 1894 e si faceva prima della guerra mondiale nei giorni 15, 16 e 17 settembre. È stato interrotto durante la guerra mondiale. All'ave la int, così alla buina, il plavan al partiva col Persac, e la perpetua portava in da mangiare,
andavi lunedì e tornavi quando arrivavi, ecco. Non era programmato come è programmato comune. Dopo arrivava fino alla seconda guerra mondiale, quando sono stati chiusi i confini, quindi non si poteva là, e mi pare, da ciò che mi hanno contato, che dal Forca si lava in Piera Bec. Prima dell'ultima guerra, il lavo di contrabbando, poi lavo, ci spurca il menone, lavo in Celio, io stavo in Celio, chi lavo, il lavo là, chi chattava la sbielo sfalzo, la sbielo scuoz, chattava, loro portavo via un tic di vino, loro là invece toglievo la snappa e davo la birra e toglievo così contrabbando, si lavo a compagnia, poi no. Loro lavo vestiti e fiestas, bragos lungos, giacchetto, non sai la cravatta, non pensi, ma no, vestiti come diciamo comune che ci fanno questi bragos alla zoava. Si lavo in Lucao, chiamato, qui sacchi in chiamato, che ci mettevo dentro anche un bottiglione di vino che potevo servire, se non si chiattava là, dormì, che volte in Austria il vino era un rubo prelibato, diciamo così, e via. Mi lavi sempre per il chiosol di San Pietro e Paolo. Se ci sta di lunedì, se ci sta di martedì o di miércoles, mi lavi sempre per il chiosol di San Pietro e Paolo. Si sta facendo giorno, quando i pellegrini, superata ormai la profonda e tenebrosa gola della Mesola, procedono lentamente risalendo la verde e silenziosa valle di Fleons. E il mio primo viaggio, avevo 6-7 anni, e si impartisse stria buon'ora a pe, c'è voto, e noi ero mica io per sax che son vuio, per sax cugizza la buino, cui scarpezzi, e metto dentro tal per sac uno feleppo di formadi, un ti di polento, l'uoro un flat di vin, e nuovo fruz aveva un cid di alluminio pesante, e ti riuschi chiatavi, e si bevevo che flat di ago, e non si bevevo mica come vuio. E mi pensi su per mesolo, che sto ombros dei pezzi, che sto clapadorio, mi facevo poro, perché contavo sempre di strios di danaz dal chiadin. Però dopo, quando ero sul giù, fettaccavo io la disceso, e tal biela si taccava a preà. Il primo viaggio che io è stato in Lucao all'era del 1960. I partivi qui in processione, qui dall'Eglisio, preavi la Salve Regina e dopo due in processione si lava fino a Piera Bec, te Glisiuto, preanti rosari. Dopo io si fermavi sì, e dopo si cominciava la via plan plan, fino al club Pozzolar. Dopo di ahí chiappavi la rampa che si lava su. La salita verso il passo Giogo Veranis diventa sempre più ripida e tortuosa. Il dislivello da superare è di quasi 1000 metri e la fatica comincia a farsi sentire. Il primo viaggio che sono andato con la mia frutto e mia madre avevo ormai 70 anni e la soggiambo e non tenevo atti. E io pur di lei in Lucao gli ho detto che stavo in mini Barbara e avevo fatto la prima elementare, avevo 6 anni. E mi visi che lei dice molto estria buon'oro, ma pensi che dovete dormire in lì, perché c'è la novità. E insomma, vi impariato il persacuto in lì, avevo fatto mia madre di telo, l'ugno, con scarpons, e sul portone di Chiaso mia madre ci ha insegnato su tandos e ci ha detto faccio buon viaggio, a in souvenir, a scero metto da vai. I primi raggi del sole illuminano presto Giogo Veranis, regalando visioni di intensa suggestione e bellezza, quasi a voler incoraggiare i pellegrini con i colori più vivi. Un piccolo premio che ripaga largamente della fatica della salita. Il passo, a 2011 metri di quota, segna il confine con l'Austria, ma oggi
dopo l'entrata in vigore del Trattato di Schengen e con l'ingresso dell'Austria nella Comunità Europea, non ci sono più i controlli delle guardie di frontiera ed il passaggio avviene rapidamente. Sono le 6 del mattino, quando i primi pellegrini raggiungono il Giogo e dall'alto, sul versante austriaco, appare, ancora avvolto nel silenzio, il sottostante rifugio alpino. Lo prim viaggio che si stare in Lucau da frutto, ero intorno agli anni 52-53. Io pellegrinadios, non ero ufficializzati de parrocchio, perché coventavo dei lasciapassares e spugnevo essi la polizia di Tumiec venino a sabati, insomma, lo giù alcun film, però la nostro indiciarnio, in particolare lo canale di guard, e mi contavano anche las vecchiutos, io par sostas, lo vincios, par prat, par ludario oltrodut, e svignevo a pe a trops di bessolos. La polizia da Tumiec arrivava fino in Filonza d'Alti, che volta era la strada, e io facevo controllo, e dopo quando si arrivava sul pass, io ero i gendarmi di là, che ti mandavo la chiara d'identità, e l'elenco dei iscritti e io ti controllavo tutto e non ti passavo. Invece come uno fa controlli noi. Magari tu salamze che rubo io con che ero in malati purcizi, non ce lasciavo passare, ce li prelevavo. Ero 5 tedeschi lassù, armati, coi mitras, coi cians che rugnavo e coi fusi. E uno faceva passare, uno per uno, non di più. Io frutti, io piccio che si avevo con noi, io grandi, io gioventù. Dal primo all'ultimo lui arrivava il cartello grande e avevo individuato la carta d'identità. Io frutti, perché non avevo la carta d'identità, sono là in comune a fare. Chi faceva un certo, c'è stato che avevo il nome, cognome, figlio calero e dopo non lasciavo passare uno alla volta, due, più finta al rifugio e dopo la nostra polizia, in cellula venivo io fino a dal rifugio e dopo partivo in là perché loro che arrivavo già tutti per strada, si aveva i loro compagni che rimiravano tutti quei fugi, capisci? Noi ogni tanto si vedeva qualcuno aboliato al bosco e ero io tedesco già pronto, oltre che chi vivevano lassù, capisci? Il rifugio è il primo punto di sosta dei pellegrini in cammino verso Lugau. La sosta è indispensabile per una buona colazione e il recupero delle forze, ma anche per verificare la presenza e le condizioni dei partecipanti dopo la lunga e faticosa salita. Nel salone accogliente del rifugio ci si avvicenda ai posti a sedere. Dopo una prima parte di cammino trascorso nell'oscurità e nella penombra, in questo luogo molti pellegrini si riuniscono, si riconoscono e si salutano. Alcuni non si rivedono dal pellegrinaggio precedente, altri non si vedevano da diversi anni. In bottiglia? Sì. Sì? Ma ormai non commentare spui, perché... La giornata si presenta nel migliore dei modi. Il cielo terso e l'aria frizzante sono le condizioni ideali per una strada ancora lunga da percorrere. Alla spicciolata ognuno riprende il cammino e si dà appuntamento a qualche centinaio di metri di quota più sotto, a Malga Genziana. Sono le 8 e finalmente il sole arriva anche al rifugio. Si controlla e all'occorrenza si aiutano gli ultimi ritardatari. Dopo da lì partivo in due insieme e io
piel plan perché dopo passato l'ero si scendevo io che il toc fino a la che era la malva, che erano le bestie. E dopo l'avevo biel plan, duci insomma si lavò via perché era il tratto che c'era via a pe così. Se non che un anno è venuto io uno lavino, ahì, la che era la malga, era alta di 7 metri. Che difatti non potuto venire a montare anche l'anno. E noi per passare, è venuto la via Duc, qui su, qui in giù, qui a Miece la via Duc passando questo lavino. Malga Genziana, a 1600 metri di quota, rappresenta il punto di ricongiungimento di tutti i partecipanti e l'inizio del cammino in un unico gruppo. Qui, infatti, ha inizio la processione vera e propria, che scenderà verso Lugao accompagnata da preghiere e canti sacri tradizionali, tramandati da generazioni. Qui ci si aspetta, perché il percorso si fa meno pesante e tutti possono tenere lo stesso passo fino al santuario di Lugao. Il momento è particolarmente sentito. Si respira un clima di profondo raccoglimento. In attesa di organizzare il corteo e attendere l'arrivo alla malga di tutti i partecipanti, rimane però il tempo per rifocillarsi e riscaldarsi ai raggi del sole. La gente, ja onda devota, sì, si va via e stanno in posizione, si pregano rosari e dico comunque per prima perché un po' di arriva via e non c'è la loggia e allora per davanti. Da 7 votani a questo bando, il pellegrinaggio è diventato più devoto, la int più ordenato, alle richiatasce, alle ritrovo a base e temalgo, tadestio e teenzio, e tutti si fermano, si parlano tutti insieme, in posizione, si pregano rosari. Si pianta di stiancioni che sono in leadas e Madonna di Lugao. Difatti, certo stiancioni e Madonna, quando la stiantiga in Chialfor, la Inte dice che queste sono queste di Lugao. Chians dal perdon di Lucao, proprio pensi che mi avete insegnato fin da piccolo quando sentivi hanno veduto cantare. E son melodios antigonos che svan plan col pas de int. E per cui che la sa cantados da piccolo e non rubo che ti faccio in souvenir e non rubo bielo. Ma non mo che avevi in Lucao a po' capire certos rubos. E non rubo che tu la senti dal tuo cuore. E all'edificio arrivadoro a rindi, arrivadoro a fa capire ciò che vuol dire, che stiams, che sto spreieros. Il corteo procede ormai in tranquilla e continua discesa verso la valle dell'Esach. Ma il cammino, anche se facile, è ancora lungo. Ed ancora 2 importanti tappe attendono i pellegrini prima che la processione arrivi in vista di Maria Lugao. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
Parvecchio ascilavo in Lucao con un Crist picciul d'Arint, Parvecchio. E un 20 anni fa, noi si pauso sempre testai po' di tamat. E io pensato di solo, ma perché l'ubiat Crist alla dalla via così picciul, così mi sembrava masso miser. E mi è venuto l'idea di togliere due clats di large che ero infratto, di incrociare come una cruas e avevi togliere con mio un macù di rododendros e dos fuos di Filippo. E avevi un di spali che si ha sempre per sax un di spali, lo curtis. Allora io ho togliere che scris tutto e lei mettuto a questo cruas fatto così alla buino. Però mi sembrava di dare più dignità a che sbiat Cristo. Piccia sulla ghirlanda. Dopo i taccata metti un astros. Un viaggio che era più patriottico per il Friuli e metti un astros gialli e blues che rappresentava la metiero de Furlaneo. Ma come alle un par di anni che hai pensato di mettere un calore di roso, che sono più biecco rododendros. E così lo Cristo finalmente aveva portato a questo cruos fatto per strada e la metteva là all'altare, tornando in devor e torniamo a cambiare le rosas freschios. La valle dell'Esach attende l'arrivo dei pellegrini in una straordinaria sinfonia di luci, colori e profumi di una terra che ha saputo mediare le esigenze della vita odierna con un profondo rispetto per il passato. Ovunque le tracce della religiosità popolare, ovunque la cura delle strutture abitative e del lavoro rurale. Qui il tempo pare aver assunto ritmi di attesa e meditazione. Ma la quiete della vallata viene oggi pian piano pervasa da un canto lontano. Il corteo sta arrivando a Fron, il primo nucleo abitato. È l'ultima tappa, presso la piccola chiesetta che da una stupenda posizione domina la valle dell'Esach. Ormai Maria Lugao è vicina, anche se ancora non si può scorgere. La sosta è breve e si dà fondo alle ultime scorte alimentari. Ormai la stanchezza è vinta dal più forte desiderio di rivedere la meta di questo lungo cammino. Ancora un attimo, per godere della bellezza del luogo in questa splendida giornata di sole. E si riparte quasi subito. È l'ultima lunga discesa, dove le fitte abetaie si alternano ad ampie radure. Ancora poca strada prima di alzare gli occhi sul versante opposto della valle e vedere, finalmente, Maria Lugao.
quando si arriva in Lucao, che scevo su te salido, che viene incontro i stendarze de Madonna di Lucao, che viene il priore dal convento, con questi di questa adesso che non viene a ricevi il momento più bello alle che e anche comunque quando si entra te gligio di Lucao. È mezzogiorno, quando Maria Lugao accoglie finalmente i pellegrini. Dalla cappella votiva, posta all'inizio dell'abitato, accompagnati ora dai gonfaloni del santuario, i pellegrini si avviano verso la chiesa, al canto delle litanie dei santi. L'arrivo al sacro edificio rappresenta per molti pellegrini il momento del compimento di una promessa, fatta in questo stesso luogo un anno prima ed ora mantenuta. Si torna a Lugao con lo spirito di ritrovarsi in un luogo che ormai fa parte della tua storia. La leggenda del santuario di Maria Lugao narra di un'umile contadina che, appisolatasi in un campo di segale, ebbe in sogno una visione secondo la quale, in quello stesso luogo, sarebbe sorta una chiesa e lei sarebbe stata l'artefice della costruzione. Sorse così una prima cappella con l'immagine dell'Addolorata, realizzata a spese della stessa contadina, immagine alla quale la leggenda vuole legati diversi fatti miracolosi accaduti in seguito. La costruzione della chiesa fu ostacolata da alcune influenti persone. Alcune finirono in disgrazia, altre si salvarono solo dopo essersi convertite. Così, nel 1536, il santuario fu consacrato e 57 anni dopo venne costruito l'annesso convento francescano con il chiostro, dove, accanto ai quadri che illustrano momenti legati alla storia del santuario, sono raccolte le testimonianze delle espressioni votive di quanti, nel corso dei secoli, hanno riconosciuto nell'Addolorata di Lugao il punto di riferimento del proprio cammino di fede. Con ogni probabilità sono stati i Kramars, i mercanti ambulanti carnici, a far conoscere più di ogni altro alle genti della Carnia l'esistenza del santuario e del culto della Madonna di Lugao. Esiste un'ampia testimonianza documentale dei lasciti e delle elemosine che i Kramars devolvevano alla Madonna di Lugao, della cui confraternita molti di loro erano entrati a far parte. La breve funzione religiosa si conclude con la benedizione. Poi, con solerzia, tutti si danno da fare per la ricerca di un alloggio per il pernottamento. Nelle stanze del convento, nelle pensioni, ma soprattutto nelle case, per riposare, sistemarsi un po' e godere dell'ospitalità della gente di Lugao. Io ormai sono 20 anni che voi per uno chiaso a Ida Elena e a Cinfruz e alle biel vedio da 20 anni che sto bando che Fruz cresce e che si sta instaurato che rapporto veramente biel. E sono contenta di vianus. Appena che arriviamo non udam con la birra, non udam col sciroppo fatto col savù che come abbiamo imparato in Cenuo. Dopo anche avevo i poemi, quando ero poemutos, che non spietavo di fuori dal santuario. E là bevi la snappo insieme. Mi visi sempre di Sebastian, un poema che mi spietavo ogni anno, solo Cristo,
E mi savatevo ogni anno e mi venivo a pagare la snappo. Era instaurato un birra a Puart. Da 2 anni lui occati, Sebastian alle morte. All'inizio mi pensi che erano superiori un pic, calciava più il becin che no il fatto del pellegrinaggio che lave alla Madonna di Lugau. Ma l'è durato pochi anni. In convento siamo aspettati, siamo ben accettati. Noi ti chiacchieri dopo da di Lugau hanno quasi fatto un gemellaggio con che dal For, i cittadini di Lugau, e tante volte tutti imbazzi a For con in che avendo di Lugau, amici di qualche famiglia, di qualche dunque hanno ospitato la via a Lugau. Un viaggio pensi che era in cima pitacate, che discorso dal pellegrinaggio, e proprio tra le persone di Lugau e dal For. Come probabilmente lui era là e lo chiappo come un business turistico, perché bene o male si arriva via in 200-250 persone, perché lei pensa che oltre 200-220 che l'invio a P sono sempre che 30 persone che vengono con la macchina, perciò loro lo chiappo così come un rubo turistico. E dopo, quando arrivavo in io a Imo, dopo cenato, no? E là da Pine, che dicevo, venite a fare 4 canti delle vostre vilotte, e dicevo, noi là vengo a Imo. E allora il frate vecchio, aveva un frate vecchio che aveva la barba grigia, tutta che così. E lui gli piaceva tanto cantare, sentia cantare noi, e poi noi chiappava perché ieri sentato 2 attori di grande tavolo, e lui era talmiece. E allora noi facevo, e noi chiappavamo, cominciava lui a chiappare che era d'ogno di lui a braccette, avevi di chiappare tutte a braccette, avevi di cantare così a chini ciulansi, come che fa gente come questa gioventù che si corre le schiene invece. Invece noi 2 a braccette così a chi. E lui, io ero felice beato, lo ordinavo la birra in che lui, era birra in che volta, oh c'è buona che era la birra. Figurati sì che si beveva 2 bottiglie di birra, perché lui si beveva siete, lui era buona. E ieri in Aimo e lui lo frare, tutto felice, cantava in che lui, ma cosa c'è che cantava, ma insomma cantava in che lui, no? Per tedesco, per italiano, per cerniel, come che cantava in noi. E ma ieri intendo d'accordo, lui si voleva in tutti buoni. Il mattino seguente la messa solenne è per tutti. Per i pellegrini giunti a piedi, ma anche per quelli venuti da Forni in macchina. È il momento in cui ognuno, dentro di sé, riflette sul motivo che lo ha spinto fin qui. Il momento per chiedere o per ringraziare. Poi non rimane molto tempo. Bisogna organizzarsi subito per il viaggio di ritorno. Tra questo che viene, purtroppo, a differenza di chiaramente di un gruppo di anni di lavoro con chi lavora i nostri genitori, man l'anno davanti c'è sempre ingressato il pubblico fuori di Gin e un inning ristretto diminuito che dal fuori. Difatti, come sono una media di 200 persone che sven, anzi che stanno ieri in 220-230 persone in tutto, era purtroppo una cinquantina dal fuori.
e il resto sono tutti da fuori, ed è una buona parte da Raviei che vengono, sono frequenti, che vengono di spesso, ande da Udin, ande un grumento, sì, da Udin che in Ciantic affiancato al CAI, però appunto paesani saranno come una cinquantina circa, il resto sono tutti foresti. Poco in timore perché era la mia gita che facevi, perché a me là in Lucao mi pareva di vivi, sì, con tutta la compagnia, quello, comune e massa, che a volte ero in Luigi dal Foro e erano tornati in modo di camminare, di pregare, come hanno cambiato, come sono foresti I pensi che avete bisogno anche noi dal for di sentire il forest per ciò che vedono. E il forest quando domandi ciò che si fa venire qui in Lucao e dici veramente che è una roba unico e qui capo al torno sempre. Che sta a ieri in 200, sta una roba bellissima, sta una roba anche dal punto di vista organizzativo, non è semplice, però un gruppo ordinato, a Cipreo, a Citianto, e a Cibeffa anche che il tai di venire insieme, al momento di stare insieme anche che. E la sua benedizione rimanga con voi per sempre. Amen. È il saluto a Maria Lugau, l'arrivederci all'anno seguente, poi la partenza per il rientro. Chi non ha le forze o non se la sente di intraprendere la marcia del ritorno si fa riaccompagnare in macchina attraverso il passo di Montecroce Carnico da amici o parenti giunti per l'occasione. Per gli altri, invece, è di nuovo un lungo cammino, su, ancora, fino al Giogo Veranis. Quando si tornava in Cendevor, che era in di sotto di Sfleonsalto, ahí si sentavi, allora uno controlla e poi un uccello dice no, che era sentato, ahí che avevi uno torto, che tagliavi in fuori e davi fuori una fetta parona, no? E dopo mi fa, cosa sarebbe lei, signora, la mamma di tutta questa gioventù? Faz credere si vede da via 7 poemas, 2 grandi, era da via 2 mio figlio. È convinta, perché noi sì, siamo tutti fratelli e tutti figli di lei, che la nostra mamma faceva tutti così, dopo che l'avevo capito che erano di quei grandi, che voleva farsi vedere grande lui, no? Che era, ben ci dicevo, che volta proprio. È l'acqua che scende dalla valle di Fleons ad accompagnare ancora i pellegrini, ormai stanchi, verso sera, durante l'ultima parte del rientro. A Pierabek, anche con la partecipazione dei paesani rientrati in macchina, il corteo si ricompone per un ordinato e solenne arrivo a Forni. 20 anni fa, qui al bordo di Danders, andarono vecchio chialcinario fatto in modo dei cecconi di Davuatri. E me Mario ogni viaggio che passavo e dicevo, io ho un mio figlio in Sudafrica e fa svuot di fa uno mainuto, la che ero che sto chialcinario ormai è ridotto uno grande madrachero. E che svuota è stata esaudita proprio 18 anni fa per opera di due muratori, che erano Angelo e Silvano, che gli hanno prestato la loro opera di band, per via che gli erano stati sgraziati in loro di Madonna di Lucao. Allora vi hanno fatto pitturare i quadri di Madonna di Lucao e come la posizione e non passo ati per strada grande, che come le prendi macchine, però vengo per Danders, tu là che questo nicchio di Madonna di Lucao, che mia Maria ha voluto fare per suo figlio lontantes minieros da Laura in Sudafrica. Certamente un viaggio varambut più devozione che sto Madonna di Lucao,
come forci mancul, però che stretto cerchio di gente, cenciatri anche una grande devozione. Mi preoccupa il fatto che siete più giovani dal paese che viene come e che può la finire via così, perché si sa che per via della devozione ho frequentato, ho partecipato a quei santuari. E il fatto che siete più giovani che vengono mi fa pensare che siete, speri di no, ma che siete in rubo che vanno in scomparente. Si pensi a Menone, che ero dal 1974, io lavo in Lucau, me mari dal 1910 lavo in Lucau. Io cerco di trasmetti Lucau e me fiolancio e da frutos i lavi besolo, i lavi con questi dos frutos di 7-8 anni. E se mi pensi come magari ti può venire il saladic, come che noi è capitato un viaggio per strada, ploio, vento, tampiesto, per onde sempre qualcunque chiudo. Las nostros fameos dal for es vares da trasmette lo fiolancio, lo gusto di là in Lucau, lo biel di là in Lucau. E come chi torni a dire, Lucau al segno anche i frutti, che quando diventeranno grandi e torno. E che sta qui e pensi che siete la ruba più bella che può dire nur al for. Tramandare alle generazioni future i valori delle proprie radici, insegnare la ricchezza del sapere, che è grande anche nelle piccole cose, affinché possa diventare tesoro di conoscenza e forza per affrontare il domani. Il cammino verso Lugao è un cammino di fede e devozione, ma c'è chi lo fa anche solo per curiosità, chi per mettere alla prova se stesso, chi per la propria ricerca interiore, chi per un forte senso di appartenenza alla sua terra e alla sua storia. Sono tutte motivazioni che tra i partecipanti trovano il più profondo rispetto. In fondo tutti vanno a Lugao, alla ricerca di una risposta. Continueranno ad andarci anche le generazioni future, se sapranno ancora interrogarsi e interrogare, se sentiranno ancora il bisogno di avere risposte, se avranno ancora qualche motivo per ringraziare. Se sarà così, troveremo ancora gente sul sentiero per Lugao, come sui 1000 altri sentieri della vita.